Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Pacifico in concerto con Le Mosche. Uno spettacolo ma anche un libro. Le Mosche è un taccuino che non aveva finora la presunzione di farsi libro. Era un quaderno tutto rattoppato, pieno di segnacci e cancellature. Quello che alla mensola laccata non è stato ammesso, che se ne sta buttato per la casa con i fogli penzolanti. Ascoltiamo l'intervista con Pacifico. Pacifico questa sera con Le Mosche, bella musica, parole ma anche belle storie. Sì, c'è una raccolta non faccio fatica a chiamarlo libro, ma diciamo una raccolta di pensieri, di storie, di cose che erano un po' sparse in giro da quando ho cominciato a scrivere le canzoni. Poi la scrittura si è un po' allargata, è andata oltre le canzoni. Le ho raccolte in questo taccuino, ora me lo porto in giro e alterno le canzoni a questi pensieri. Si chiama Le Mosche, che è un titolo un po' molesto, diciamo, perché la mosca non è proprio che attiri simpatia, in realtà sono delle presenze costanti come quei pensieri che troviamo appena apriamo gli occhi al mattino. Ha scritto per tantissimi grandi della canzone, accidenti, non ne citiamo nessuno perché insomma così scaramanzia, ma qual è il segreto? Come funziona? Si scrive per una persona, si scrive una bella storia, come si fa a scegliere la canzone giusta per il personaggio giusto? Insomma, con gli anni il metodo cambia, a volte all'inizio azzecchi una cosa, cioè butti una canzone, il tuo stile, quello che fai funziona, poi invece con gli anni ti avvicini agli artisti, è molto interessante, devi avere una parte di te, perché gli autori sono tutti dei musicisti, in realtà dei cantanti, no? Che magari non hanno quella cosa fino in fondo che vedono i cantanti, quella voglia, quella determinazione, però hanno questa parte e in più hanno questa apertura, questa parte di ascolto, e quindi ascolti l'artista e cerchi di capire quali sono le parole che gli stanno meglio in bocca, qual è la storia perché chiaramente scrivi per una cantante molto giovane, devi scrivere in un modo, se scrivi per un cantante che ha una storia più rock, devi scrivere. Quindi è proprio un avvicinamento sia il cantante verso di te, perché deve avere la fiducia e aprirsi verso di te, sia tu verso di lui, cercando di trovare la strada giusta per dire le cose. Chi ti ha dimenticato non si sa, se ti ha lasciato andare non sei metà, ti sta cercando ancora nella posta, tra patate e occhiali, hai l'eredità condanna se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, nell'aria di chi non ha un letto fisso, ma si appoggia in giro. Sarai mai stato in metropolitana, su una corriera sudamericana, in uno zaino pieno, donati sopra un treno, arrotolato in tasca in un cappotto, chiuso nel buio di un cassetto. Ora queste mosche sono appiccicate alla carta moschicida di un libretto vero con copertina e rilegatura, un nugolo di mosche su carta che mi porterò dietro per una serie di concerti e presentazioni. Così Pacifico racconta in poche righe la nascita delle Mosche, il volume in edizione speciale a tiratura limitata pubblicato da Baldini e Castoldi, un libro nato dopo le fortunate date estive, una manciata di spettacoli in cui Pacifico si è presentato per la prima volta da solo sul palcoscenico, dove in un'atmosfera sospesa fatta di suoni elettronici e chitarra ha raccontato, letto e cantato. Uno spettacolo che fa sorridere e commuovere, che mescola la capacità di Pacifico di essere attore, cantante e narratore, autore e entertainer. Ma quando si sta così in platea e si ascolta una propria idea, che cosa si prova? Sì, è bello, è inutile, non posso farti un discorso lungo su quello. Mi è successo un po' di volte anche in situazioni enormi, insomma, di grande. E quando poi trovi proprio la canzone, ci sono delle canzoni che diventano anche molto popolari e lì ti rendi conto della forza della canzone popolare, che è una cosa che adesso negli ultimi anni è più difficile, perché una volta c'erano dei numeri enormi, però quando una canzone arriva a tantissime persone che proprio vibrano assieme, la cantano, insomma, è una sensazione. È veramente molto bello, però adesso ha anche impegnato internazionalmente, anche molto in Francia. Ma come mai il sistema italiano è un po' difficile per l'artista oggi? Penso sì, c'è un problema per gli artisti che dipende banalmente dal mercato, cioè da un mercato che è abbastanza ridotto
e nei numeri, e questo fa sì che tutte le professionalità un po' sono i conti proprio della spesa, cioè ci sono meno possibilità di dare dei sostegni finanziari in modo che tutti possano lavorare di quello e quindi crescere, no? Continuare a crescere. In Francia ci sono molte sovvenzioni, l'arte, in particolare io vivo a Parigi, c'è un po' questo mito dell'eccezione culturale e quindi la cosa diciamo che vedi, la grande differenza è che ci sono artisti di 70 anni che non sono mai stati famosi ma hanno fatto gli artisti fino alla fine della loro vita, no? E questa è un po' una rarità da noi. Sono note stonate su un foglio capitate per sbaglio tracciate, poi dimenticate le parole che ho detto, oppure ho creduto di dire, lo ammetto, strette tra i denti, passate, corretti inaspettate, sentite o sognate. Ad accompagnare la pubblicazione del libro una serie di date teatrali dove le mosche diventano uno speciale spettacolo. Le mosche se ne vanno ancora in giro, altri concerti, canzoni mie e di altri. Letture da questo piccolo libro, da questa raccolta di pensieri che si è compilata quasi da sola, senza che me ne accorgessi. Alcune letture brevi, malinconiche o sarcastiche. Storie di vita vissuta e poi le canzoni, le vere protagoniste, note e meno note con basi arrangiate per l'occasione. Adesso invece parliamo, a proposito anche della scrittura, ma si può oggi rinnovare nello scrivere musica oppure no? E se sì, come? Non lo so, sì, si può, credo che succeda inconsapevolmente. Ogni tanto arriva qualcuno che volta pagina, come è successo, e in genere all'inizio lo fai e vieni un po' così, come sempre quando porti qualcosa di nuovo, tutto il blocco tradizionale dell'abitudine, della tradizione ti respinge, no? Però può succedere. Adesso c'è un po' è una fase, diciamo, in cui c'è questo dominio della musica radiofonica e quindi i canoni sono un po' stabiliti. Però come sempre arriverà qualcuno che sembrerà un oggetto non identificato, qualcuno stravagante, sembrerà stravagante a cambiare le regole, lo aspettiamo. Le mie parole sono capriole, palidi del sole, razzi incandescenti prima di scoppiare, sono giocattoli e zanzare, sabbia da mucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire, sono andate a dormire, sorprese da un dolore profondo che non mi riesce di spiegare, fanno come gli pare, si perdono al buio per poi ritornare. Pacifico, attualmente residente a Parigi, prosegue la sua attività di autore, oltre ad aver partecipato alla scrittura di tutti i brani contenuti nel nuovo disco di Malika Yan, Naif, compreso Adesso è qui nostalgico presente, che la cantante italo-marocchina ha proposto all'ultimo Festival di Sanremo. Ha anche iniziato a scrivere per alcuni importanti artisti francesi, ha appena composto un brano, Amore puro, per Vincent Niclot, il cui disco ha raggiunto le 150.000 copie vendute a solo un mese dall'uscita. Pacifico sta collaborando anche con Davide Esposito e François Houellebecq, autori fra i più celebri in Francia. E se dovesse scrivere per il cinema, per un film, che tipo di film sarebbe? L'ho fatto, credo lo farò a breve. Mi è capitato di fare un musical con Roberta Torre, che era un film che andò anche a Venezia nel 2000, e poi ho lavorato con Muccino per Ricordati di me, quindi erano due film completamente diversi, sì. E credo sarà un altro musical, è un progetto che stanno costruendo, vabbè, lì ovviamente io poi sono un appassionato di musical e la musica è più vicina alla canzone, quindi è un lavoro, è una forma un po' intermedia, non sono proprio le canzoni che scriveresti per un disco, però sono proprio un po' una specie di cuginastro della canzone. Invece la musica da film è uno specifico, mi sembra, e vabbè, abbiamo dei maestri inarrivabili, invidiati in tutto il mondo, e lì si tratta di trovare quella magia che c'è nelle immagini, che dentro hanno una musica che aspettano solo che qualcuno arrivi e la scopra. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ma saluto chiunque sia così davanti allo schermo, chiunque ci veda, in tutta Italia mi sembra di capire, quindi vi saluto tutti, un saluto da Pacifico qui dal Teatro Forma di Bari, ovunque voi siate. Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte,
ti sei trovato aperto nell'asciugare sotto al sole, ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila. Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato, una storia in cui tu ti spondi con i tuoi occhi da marziano e come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano. E adesso weekend al cinema. Il corpo si immerge nella vasca da bagno, il telefono squilla. Appartamento 3 camere con cucina e lavanderia, senza una porta d'entrata ed uscita. Si è parlato molto di suo figlio, ma poco di sua figlia, Ea, che deve riscrivere un nuovo testamento. A fargli del male. È vietato entrare nel mio studio. È esattamente in quel momento che mi sono decisa a fare qualcosa. Sai cosa ha fatto? I neopostoli sono una strana combricola, gag e paradossi in un mondo in cui ogni cosa può rovesciarsi nel suo contrario. E la Deneuve finisce col tenersi per amante un enorme gorilla. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.